in collaborazione con Oggi parliamo di funghi, della coltivazione dei funghi, e lo facciamo dalla provincia di Rimini, che è uno dei maggiori poli produttivi italiani. La produzione di ortaggi è un denominatore comune dell'Emilia-Romagna. Noi abbiamo fatto un viaggio appunto all'interno di queste produzioni, siamo andati in Romagna e abbiamo visto tante referenze che in questo momento sono pronte per essere raccolte, per essere immesse sul mercato fresco. Colture pieno campo, ma anche colture in serra, come in questo caso, che è una serra con biete. L'Università di Cambridge ha inserito i funghi insieme ad alghe ed insetti tra gli alimenti del futuro per far fronte alla crescente domanda di cibo. Un riconoscimento alla loro adattabilità, alla capacità di crescere anche in condizioni molto particolari e anche alle ricche, alle importanti proprietà nutrizionali. Madre Natura in realtà i funghi ce li fornisce, ce li dà da 50 milioni di anni e i greci, i romani già li consideravano delle prelibatezze, però per arrivare alla coltivazione abbiamo dovuto aspettare circa la metà del 1600. Si coltivavano all'aperto, poi nelle cantine, poi le cose sono cambiate e adesso nascono, vengono coltivati, crescono in strutture all'avanguardia dove niente viene lasciato al caso. Qualche numero: in Europa se ne producono circa 1 milione di tonnellate all'anno. La Polonia è il primo paese con 240.000, seguito da Olanda, Francia e Spagna. L'Italia settima in Italia con circa 60.000 tonnellate, che sono quasi interamente destinate al consumo fresco. Varietà di funghi coltivabili in realtà sono tantissimi. Quelle che effettivamente si coltivano sono 5 o 6, però gli champignon battono tutti come numero. Basti pensare che delle 60.000 circa tonnellate coltivate in Italia, 54.000 sono di champignon. In Italia il Veneto forse è la regione che è cuore produttivo, e poi c'è l'Emilia-Romagna, anzi sarebbe meglio dire la provincia di Rimini, perché proprio nella provincia di Rimini, dove noi ci troviamo, siamo a Coriano, c'è il cuore produttivo. Il 75% dei funghi che crescono in Emilia-Romagna vengono prodotti qui. Ad ospitarci una realtà storica nel settore che è la Fungare, e qui con me c'è Federico Magnani, che è tecnico della OP Funghi e delle Terre di Romagna. Raccontaci un poco questo magico mondo dei funghi. Intanto, dove siamo? Questa è proprio la prima fase. Sì, questa è la prima fase di coltivazione del fungo champignon, conosciuto anche come Agaricus bisporus o prataiolo in italiano. Il tutto nasce all'interno di queste camere di coltivazione dove abbiamo delle temperature controllate, il substrato che è a base di paglia dove cresce il micelio, perché noi coltiviamo il fungo sotto forma vegetativa, dopodiché raccoglieremo la fase, diciamo, il corpo fruttifero del micelio e poi il fungo che andiamo a commercializzare in un secondo momento. All'interno di queste stanze, in questa prima fase, forniamo l'acqua che serve al fungo in questi primi 5-6 giorni di vita, e dopodiché andremo a vedere anche le fasi successive con la colonizzazione
del substrato e della terra di copertura da parte del micelio, e poi il fungo Vero e proprio, quello sì. che noi siamo. In realtà qua i funghi già ci sono a livello embrionale, insomma, a livello embrionale. Questo è terriccio che voi preparate, cioè ogni fungo ha un terriccio diverso, ha esigenze diverse? Sì, il substrato lo compriamo da delle ditte che fanno appunto il lavoro di preparazione del substrato dei funghi coltivati. Abbiamo due varietà di Agaricus disponibili, la varietà bianca, che è quella diciamo più conosciuta, lo champignon bianco, e lo champignon crema. Il substrato è a base di paglia, quindi vedrete sicuramente uno strato di 20-25 cm di substrato, appunto, in cui si vede chiaramente la componente pagliosa. All'interno di questa paglia macinata, trattata, fermentata, pastorizzata, eccetera, abbiamo l'inoculo del fungo, del micelio, meglio dire micelio, che poi si trasformerà a fungo in un secondo momento. Gli forniamo 4-5 cm di torba proveniente dall'Alto Adige, che gli serve poi come riserva idrica in tutta la sua fase successiva di coltivazione. Ecco, la temperatura, qua io mi sono tenuta al giubbotto, ma è piuttosto caldo, tu l'hai tolto perché conosci l'ambiente. Quanti gradi ci sono? Qui ci sono circa 21 gradi, arriveremo nei prossimi 2-3 giorni fino a 22-22,5 più o meno. E questa è la fase, diciamo, in cui forniamo al micelio le condizioni migliori per la colonizzazione del substrato e della terra. Quindi caldo, umido e acqua. Dopodiché inizieremo una fase di abbassamento di temperature, quindi passiamo dai 22 gradi circa, in 5-6 giorni arriveremo ai 18,5-19. Questo serve a far capire al fungo che deve fermarsi a colonizzare in via vegetativa la terra e deve cominciare a raggruppare le sue ife e a trasformarsi in corpi fruttiferi, cioè nei funghi che poi conosciamo tutti. Senza fargli il freddo, lui non capisce che deve andare in fase riproduttiva. Ed è un po' per questo motivo che nei boschi, magari dove le condizioni non sono per nulla controllate come nelle nostre stanze di coltivazione, ci sono delle annate molto positive nelle quali è pieno di funghi spontanei e delle annate invece dove le condizioni ideali non si sono verificate e quindi non ci sono funghi nei boschi. Noi riusciamo attraverso questo sistema di coltivazione a fargli capire che siamo in una fungaia e abbiamo bisogno di tanti funghi. Federico, allora dalla prima stanza dove si stava bagnando, proprio dove c'era solamente il terriccio, a questa, fossimo in natura sarebbe passato 1 mese e mezzo, 2 mesi, insomma dalla calda estate, calda e umida estate fino all'inizio dell'autunno. Per voi quanti giorni sono passati? Noi ce la caviamo in una ventina di giorni. Con 20 giorni circa siamo passati dalla fase di incubazione nel quale c'era il micelio in fase vegetativa alla fase di raccolta vera e propria dei funghi, dei nostri champignon. Ecco, champignon, prataiolo, però in realtà di champignon ce ne sono diversi. Quello che tu hai in mano è l'eccellenza, anche lui uno champignon crema, si riconosce dal colore, però questo è il famoso Portobello, che ha anche una storia un po' particolare. Sì, questo è il famoso Portobello, che è semplicemente il nome commerciale del fungo e rimane uno champignon crema. E il nome Portobello viene dato un bel po' di anni fa, a dire la verità, tramite un vecchio coltivatore di funghi della zona di Bologna, che andò proprio alla trasmissione Portobello di Enzo Tortora per promuovere l'uso di funghi anche aperti, quindi perché un fungo aperto e un fungo chiuso sempre quel sapore hanno, il sapore non cambia, ecco. Quindi andò alla trasmissione, portò proprio dei funghi aperti come questo e gli diede il nome Portobello.
Adesso in qualsiasi zona del mondo andiamo, in Giappone, in America, in Nord Europa, questi funghi vengono chiamati Portobello, si trovano in tutti i supermercati del mondo col nome Portobello. Ecco, anche se il suo nome originale, insomma, sono degli champignon crema. Ma allora, il colpo d'occhio intanto è bellissimo di queste stanze, cioè agricoltura verticale possiamo dire, perché i letti sono, in questo caso sono 6 addirittura. Ecco, hanno esigenze diverse quelli bianchi, cioè lo champignon normale e il crema, oppure no? Li vedo assieme, deduco di no. No, in questo caso, in questa stanza, sono stati coltivati nella stessa stanza, quindi hanno avuto le stesse identiche condizioni climatiche, non cambia chissà che tra uno e l'altro. E forse lo champignon crema, se proprio vogliamo dire qualcosa, è un po' più veloce, quindi arriva a maturazione in raccolta un pochino prima rispetto a quello bianco, ma è semplicemente una, se vuoi, una cosa tempistica. Il modo di coltivarli è identico, cambia che diciamo, il fungo portobello viene fatto solamente con lo champignon crema e non con quello bianco. Quello bianco viene raccolto sempre solo chiuso. Ecco, i tempi della raccolta, io vedo che le signore passano, non raccolgono tutto, scelgono in base alla dimensione, a quella che è la dimensione richiesta poi dal mercato commerciale. Sì, la raccolta viene fatta tutta in base alla pezzatura del fungo. Vengono raccolti i più grandi, messi solitamente in delle cassette di legno per la vendita sfusa, e poi in un momento successivo vengono raccolti anche quelli più piccoli a diradare, affinché poi il giorno dopo quei funghi medi diventino grandi, perché il fungo raddoppia circa in 24 ore. Quindi è molto importante la fase di raccolta, capire cosa bisogna lasciare lì, appunto perché il giorno dopo diventi come quello che si è raccolto il giorno stesso. In quanti giorni si esaurisce la raccolta in una stanza come questa? Una prima volata, quindi una prima raccolta, 5-6 giorni, dopo ci sono altrettanti giorni di attesa dell'arrivo del secondo raccolto o volata, ed essa stessa si esaurirà con altri 4-5 giorni di raccolta. Si può fare eventualmente anche un terzo raccolto, non sempre lo facciamo, ma si può fare. Dopodiché viene svuotata la stanza, lavata, igienizzata, disinfettata e ricaricata per un ciclo successivo. Noi che i funghi li consumiamo, come possiamo capire se un fungo è fresco e nel momento ottimale oppure se è passato? C'è una tecnica, bisogna guardare qualche cosa in particolare? Diciamo che si possono guardare ad esempio le lamelle del fungo, cosa che in un fungo aperto come questo si nota molto bene. Infatti vediamo che le lamelle sono assolutamente rosa e questo è proprio sinonimo di freschezza e croccantezza del fungo. Nei funghi chiusi basta semplicemente aprirli e vedere se dentro sono color rosa o marroncino chiaro, è ancora un fungo sicuramente fresco e mangiabile sia crudo che cotto senza nessun problema. Ovvio che se il fungo inizia magari ad avere 4-5 giorni, le lamelle si inscuriscono un po', ma ciò non cambia il sapore, magari si preferisce cuocerlo, ad esempio fare dei funghi trifolati, un risotto. Poi perde la croccantezza che è perfetta per il fungo crudo se uno lo va a mangiare in insalata, se lo devi cuocere se anche qualche giorno in più. Bello, se in questo momento lo vogliamo aprire fa proprio croc. No, non lo apriamo, No, è così non lo apriamo. bello così, no, lo Allora, teniamo, niente. è talmente bello, sì capisco che fa croc, ma mi dispiace rovinarlo, cioè io lo terrei lì come soprammobile, poi non so, guardate che bello che è incredibile, davvero. Ma immagino che si debba essere anche piuttosto delicati poi a raccoglierli per non rovinarli, oppure è un frutto, un frutto, chiamiamolo frutto, un prodotto resistente. Sì, abbiamo sempre parlato di fruttificazione, è giusto anche confondersi con frutto. La raccolta è molto importante ed sono molto delicati i funghi. Io dico sempre i funghi non sono patate, quindi la raccolta, la mano che va a raccoglierlo è molto importante raccoglierlo in modo delicato, portarlo subito in frigo perché è importante subito raffreddarlo per poi
da qui partirà dalla nostra sede e andrà poi nei principali mercati e supermercati per arrivare poi alle vostre tavole. Bene, allora a questo punto io direi una breve pausa, la linea passa a Claudio, noi ci spostiamo e andiamo a vedere i Pleurotus, perché questa azienda è nata nel 1978 ed è nata proprio con i Pleurotus, che non sono i più coltivati sono gli champignon, però li andiamo a vedere.